Si chiama Agenzia Immobiliare Sociale, è un progetto innovativo che vede il Comune di Mogliano, il primo della Marca, lavorare con la fondazione La Casa Onlus per garantire una casa a chi non ce l'ha. Siglata la convenzione, ora si fotografa la possibilità. Ci sono ben 1400 case sfitte e la domanda è in costante crescita. L'obiettivo? Dare delle risposte alle richieste di abitazioni da parte di soggetti deboli, fragili economicamente e socialmente. Ma non è più e non è solo assistenza in campo abitativo. Accompagnamento sociale all'abitare. Il vero lavoro che noi facciamo è recuperare le risorse private e pubbliche, le dedichiamo al servizio abitativo e al servizio delle persone che grazie alle case che saremo in grado di mettere a disposizione potranno diventare autonome. Sono almeno un centinaio l'anno le richieste di alloggio. Il Comune con l'Ater riesce a soddisfarne una trentina. Bisogna dunque trovare altre formule. La domanda da parte dei soggetti fragili economicamente e socialmente con un'offerta abitativa anche privata esistente la si fa attraverso l'Agenzia Immobiliare Sociale e la si fa anche grazie alla creazione, ed è questa l'intenzione dell'amministrazione comunale, di un fondo sociale di garanzia. Sarà anche l'occasione per recuperare quegli immobili pubblici dismessi, vecchie scuole, caserme ed altro, che la Fondazione trasformerà in unità abitative. Utilizzare beni che sono già stati pagati dal soldo e dal denaro pubblico e quindi dalla collettività, e la prima forma di risparmio è proprio quella di aiutare le amministrazioni a recuperare i patrimoni dismessi e i beni che hanno inutilizzati.